Questi castelli esistono davvero. Si trovano a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, e secondo la tradizione non sono mai stati davvero abbandonati. Qui nasce la leggenda che avrebbe ispirato Romeo e Giulietta, due famiglie rivali, due giovani innamorati, e una notte che nessuno ha mai dimenticato. Gli abitanti raccontano che dopo il tramonto una figura femminile vestita di bianco venga vista muoversi tra le mura del castello della villa. Non cammina, scivola. Alcuni giurano di aver sentito sussurri, altri passi sulle scale anche quando il castello è completamente vuoto. Ma il dettaglio più inquietante è questo. Chi resta troppo a lungo lassù di notte racconta di provare un'improvvisa angoscia, come se qualcuno stesse osservando ogni movimento. Nessuna spiegazione ufficiale, solo una certezza condivisa da chi vive lì. L'amore finito in tragedia. Non se n'è mai andato.